Gentili telespettatori di TVA, buonasera. È situata a nord-est della Lettonia, a metà strada tra Scandinavia e Russia, dalle quali ha assorbito forti caratteristiche ed è così lontana dalla Sicilia, ma così vicina perché legata da una storia fatta di letteratura, di passioni, di tracce di vita, di quel grande amore tra Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Alexandra Wolf Stomersy, baronessa baltica, figlia di una ricca e aristocratica famiglia, psicanalista di grande fama e allieva di Freud. Noi stiamo parlando di un paese davvero straordinario questa sera, la Lettonia. Sullo sfondo c'è lo scenario del castello di Stameriena o Stomersy, come dir si voglia, che per un lungo periodo fu di proprietà della famiglia di Alexandra, detta Laisi, e per alcuni periodi fu residenza lettone di Tomasi di Lampedusa, l'autore del Gattopardo. Little Stameriene e la Sicilia sono circa 3.500 chilometri collegati da questa straordinaria storia d'amore che possiamo dire attraversa quasi l'intera Europa. È un lunghissimo filo che unisce la Lettonia e Palma di Montechiaro e che ha generato, sulla base di un perspicace progetto denominato Premio Tomasi di Lampedusa, da anni posto in essere dal dirigente scolastico palmese Laura Sanfilippo, che proprio ad Alexandra ha intitolato l'aula magna dell'Istituto Tomasi di Lampedusa, dalla stessa diretto. Dicevamo che ha generato questo straordinario progetto. Laura Sanfilippo, tra l'altro, è anche ricercatrice e docente universitaria presso la Core di Enna e ha svolto studi approfonditi sulla Duca Tomasi, principe di Lampedusa, e sulla sua famiglia, e partendo da questo premio ha posto in essere un'idea che favorisce gli scambi culturali tra Palma di Montechiaro e la Lettonia, e l'ha proposta al sindaco, che ha subito accettato. Sentiamo intanto Laura Sanfilippo. Laura Sanfilippo, dal premio Tomasi fino alla sigla di un protocollo tra il comune di Palma di Montechiaro e Gulbene. Qual è stato il percorso? Sì, dal 2013 che ho organizzato il concorso di letteratura, arte e musica dedicato a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, e questo, diciamo, è stato un percorso in crescendo. In questo preciso istante ci troviamo in Latvia, ci troviamo a Gulbene, dove è stato siglato questo accordo, questa partnership, non solo tra scuola, ma ho voluto che la scuola fosse un centro di promozione culturale reale, per coinvolgere anche l'intero comune, quindi non un semplice gemellaggio tra scuole, ma qualcosa che si possa estendere anche al comune di Palma, portando delle innovazioni, del gemellaggio quindi culturale, il gemellaggio può significare amicizia tra popoli diversi, può significare un risvolto economico per la nostra città, si possono vendere pacchetti turistici, ci si deve lavorare insieme per il bene della nostra comunità educante, ma anche per la comunità di Palma di Montechiaro. Desidero ringraziare il sindaco Stefano Castellino per aver creduto in questo progetto, e il presidente del consiglio comunale Domenico Scicolone, e il vicepresidente del Consiglio Comunale di Palma, Saro Falco, che sono venuti con me a Gulbene. È obbligatorio ringraziare Margherita Trupiano, che mi ha seguita dal 2013 e con la quale ho collaborato nella presentazione del concorso di letteratura, arte e musica per le scuole italiane ed estere. L'idea è stata proposta, come detto, al sindaco Castellino di Palma di Montechiaro, che l'ha subito accettata e ci ha rilasciato queste dichiarazioni. Sindaco, un gemellaggio riuscito, quello con la Lettonia e Gulbene nel nome di Tomasi di Lampedusa. Avete aperto un percorso importante. Sì, una cosa veramente meravigliosa, perché abbiamo riallacciato questo filone importante del Gattopardo, che per diversi anni era stato messo nel dimenticatoio, quasi a voler dimenticare che Palma di Montechiaro era la donna fugata del romanzo, la città fondata dai Tomasi, e quindi con pieno titolo
quanto altri, più di altri, facciamo parte della storia del Gattopardo e della famiglia Tomasi. In questo gemellaggio, dove il comune è stato rappresentato in maniera egregia ed eccezionale dal presidente Domenico Scicolone e dal vicepresidente Rosario Falco, si è concretizzato e si è messo nero su bianco questo rapporto nuovo di amicizia, che non solo è un rapporto culturale, ma potrà diventare, ne siamo certi, un'occasione anche di crescita economica, di scambio culturale e di scambio sociale. Quello è un ulteriore passaggio, ma altri ve ne saranno, iniziando anche da un gemellaggio con le nostre 2 biblioteche per condividere le tradizioni, il sapere, lo scibile del nostro paese con quello della Lettonia, e così insieme in questo nuovo tipo di Europa, una Europa che si confronta e che cresce insieme, Palma di Montechiaro si sta ritagliando lo spazio che merita per una nuova visione della città verso l'esterno, verso il resto della regione siciliana, ma a questo punto verso tutta l'Europa. Del resto avete anche il premio Tomasi qui, Palma di Montechiaro, tramite il dirigente scolastico Laura Sanfilippo, vuole dare corpo ancora più forte a quest'idea. Sì, Laura Sanfilippo, che noi ringraziamo per come opera costantemente nel ricordo e nell'operazione di far passare alle nuove generazioni quello che è il romanzo Gattopardo e le nostre radici, la nostra tradizione e la famiglia Tomasi, quindi a lei va il nostro ringraziamento. Sicuramente con la neonata istituzione Tomasi, che sarà guidata da Letizia Pagi, dalla dottoressa Pagi, in collaborazione con Laura Sanfilippo, potremo riannodare quei fili così importanti e magari, perché no, ripristinare il premio scientifico che era di Palma di Montechiaro, che poi si è svolto soltanto una volta e poi invece non si è svolto più. Anche lì dobbiamo recuperare il tempo perduto. Il castello del quale parliamo in questo servizio speciale si trova a Gulbene in Lettonia e rappresenta, come ci dice in questa intervista, la prossima che vedremo, il sindaco Nordmunds Audzis, una perla preziosa per la storia e la cultura del paese baltico. Ascoltiamo il sindaco. Šī pils ir mūsu novada, mūsu Latvijas, viena no skaistākajām pērlēm. Questo castello per questa municipality, per questo comune, è una perla. Šī vieta, šī pils Questo posto, questo palazzo, pievelka savu skaistumu. le persone amano questo castello, il magnetismo, il fascino di questo castello. Jo šeit vēstures gaitā ir noritējuši skaisti, burvīgi mīlas stāsti. In questo castello c'è una storia legata agli amori, ci sono gli amori storici in questo castello. Šeit par saimniekiem ir bijuši diženi cilvēki, kas mācēja un varēja atļauties un redzēja šajā vietā uzbūvēt tik skaistu pili. I proprietari del castello sono stati grandi persone con grande personalità, forte personalità. E questa personalità forte ha aiutato a costruire questo castello. Šeit tiešām ir būtuši vēsturiskie vēji, kas savienoja Krievijas baronesi ar Itālijas arī augstmani Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Questo castello unisce due figure importanti, la baronessa Alexandra Wolf e Giuseppe Tomasi di Lampedusa, quindi una della Latvia e un italiano. Jā, un tas, kas arī tiek aprakstīts romānā Gepards. È quello che è scritto nel romanzo Il Gattopardo. Tas arī saistīts ar Stāvmenienes pili. E tutto ciò è la massima espressione del castello. E quindi questo è un posto con il quale poter gioire insieme. Es gribu pateikt lielu paldies par to, kad viņi sadzirdēja, atsaucās, atbrauca pie mums un kad ir uzsākusies tā skaista draudzība. Vi vogliamo ringraziare for that you answered for us and come here perché siete venuti qui and we will make a very beautiful friendship. e quindi noi abbiamo costruito insieme una bella amicizia. Thank you. Thank you to you. Thank you. See you. Thank you. See you in Italy. Yes, of course.
Una delegazione della quale anch'io ho avuto l'onore di far parte, è stata ricevuta dal sindaco di Gulbene, che ha dedicato una intera giornata a mostrare i servizi avanzati ed efficienti che il Comune offre ai suoi cittadini. Io ve li racconto brevemente mostrandovi in questo successivo servizio uno splendido esempio di efficienza dell'azione amministrativa e grande capacità di governo del territorio. Un centro sociale che accoglie i giovani suddivisi per fasce di età. L'educazione per loro è necessaria, affermano i lettoni, esattamente come lo è mangiare e dormire. Per questo all'interno del centro vengono formati all'idea di lavoro e cultura, iniziati ad attività musicali, di teatro e spettacolo, manuali e pittoriche e ancora all'interno del quale esiste una palestra. Vengono addestrati alla creazione di scenografie, fanno esperimenti e si cimentano nella conoscenza di attività culinarie e pratiche. Insomma, non solo didattica, ma le giovani generazioni devono essere istruite a tutto, pronte ad affrontare con le necessarie competenze la vita. Competenze che i giovani affinano tramite le scuole, moderne e progredite, ricche di strutture di supporto e con programmi che pongono grande attenzione a fare emergere le capacità di ciascuno e indirizzarle verso un uso rigoroso delle proprie potenzialità. La Lettonia, che è stata mostrata alla delegazione composta dal presidente del Consiglio Comunale Domenico Scicolone, dal suo vice Saro Falco, dal dirigente scolastico Laura Sanfilippo, ha certamente rappresentato un'occasione per noi italiani per constatare come il paese baltico sia riuscito, tramite un uso attento e responsabile dei finanziamenti europei, a cambiare il proprio volto, creare strutture e infrastrutture, educare un popolo e incrementare il suo mercato del lavoro, che oggi registra anche la presenza di molti italiani ed europei che lavorano e investono in Lettonia. Il comune di Gulbene si dedica con grande attenzione alle problematiche della terza età. Gli anziani, autosufficienti e non, che restano da soli, vengono dallo stesso presi in carico con un minimo contributo e tramite una modernissima ed efficiente struttura accuditi, curati, sollecitati a svolgere piccoli compiti che possano mantenerli attivi nella mente e nella forma fisica. Dei mini alberghi potremmo definirli, con tutta l'assistenza e le amorevoli cure che gli anziani meritano. E ancora tanti musei e una biblioteca. 5 piani con sale lettura e convegni che accolgono studenti, universitari e ricercatori e che al suo interno custodisce copie del Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. È stata una visita istituzionale che, come detto, ha consentito la firma di un protocollo di collaborazione tra i due comuni, Palma di Montechiaro e Gulbene, ed è stato siglato dal presidente del Consiglio Comunale di Palma, Domenico Scicolone, con finale stretta di mano e scambio di doni. Ecco le dichiarazioni del presidente del Consiglio Comunale e del suo vice. Un'esperienza veramente emozionante, ma soprattutto importante per la nostra città, per la comunità che rappresento, ovvero la città di Palma di Montechiaro. Abbiamo siglato questo gemellaggio con il comune di Gulbene e spero potrà essere molto importante per l'obiettivo che ci siamo prefissati all'inizio, che è quello di intrattenere scambi culturali ed economici con la città di Gulbene. È stata una bellissima esperienza ed è una cosa che ci ha colpito veramente, perché qua la città di Gulbene ha avuto un'ospitalità su di noi veramente fantastica. Poi, come posso dire, io ringrazio Stefano Castellini, il nostro sindaco, che ha permesso tutto questo, diciamo, e grazie anche a Laura Sanfilippo, la preside della scuola, Tomasi.
È stata un'esperienza magnifica, veramente. E anche stasera abbiamo partecipato all'inaugurazione del castello. È stata un'esperienza, ripeto, magnifica, dell'ospitalità che ci hanno dato, della perfezione che abbiamo trovato qui su tutto, e di questa storia del Gattopardo di Alessandra Golf con Giuseppe Tomasi, una storia veramente bellissima. E la serata di gala di riapertura del castello è stata veramente un tripudio di festa. A chi si reca per visitarlo appare alla fine di un lungo viale di tigli con le sue 2 torri svettanti e il grande lupo araldico scolpito nella pietra sopra il portico d'ingresso, con gli eleganti riquadri attorno alle finestre bene ordinate, dignitoso e bellissimo da vedere. Così ha scritto Boris Biancheri ne Il ritorno a Stomersì. Tomasi di Lampedusa e Alexandra Wolf Stomersì si sposarono a Riga per trasferirsi un paio di anni dopo in Italia. La psicoanalista trascorse la sua vita tra Roma e Palermo e lunghi periodi di permanenza lontana dal marito proprio all'interno di questo castello di Stomersì, che dovette però abbandonare nel 1939 quando la tenuta familiare sarà definitivamente confiscata ed adibita a sede governativa. Ai lettoni piace pensare che lo scrittore proprio all'interno di questo castello abbia iniziato a scrivere il suo Gattopardo, un legame, quello dello scrittore con i lettoni e viceversa, che è una perla, così come ci ha affermato il sindaco ai microfoni nell'intervista che abbiamo detto, ed è questo un concetto che ci ha anche ribadito l'ambasciatore italiano in Lettonia Stefano Taliani De Marco, che ci parla nella prossima intervista anche del radicato senso dell'Europa in quel popolo lettono che si trova a metà strada tra Russia e Scandinavia. Oggi è un giorno molto importante, qua a Gulben c'è l'inaugurazione e la riapertura di un castello che ha una lunga storia e che richiama a sé anche la storia di Palma di Montechiaro, per la quale si è siglato un gemellaggio tra i 2 comuni. Cosa rappresenta questo momento per Gulbene? Beh sì, questa è stata una serata molto particolare. Io sono rimasto abbastanza stupito dalla storia che ci porta in questa città di Gulbene, in questo castello dove ha soggiornato il nostro grandissimo scrittore Tomasi di Lampedusa. È un momento molto importante per Palma di Montechiari perché apre le strade a un'amicizia tra popoli diversi ma europei. Io credo che questo gemellaggio o protocollo, come chiamano qua, molto più, possa portare molto, soprattutto per l'Europa, cioè Palma è nel sud profondo, Gulbene è nel nord profondo, e questo può fare solo del bene ai nostri giovani, scambi di visite, di scolaresche, ai nostri scambi commerciali, portare qui i prodotti siciliani del nostro territorio, turismo, insomma con molta creatività e voglia di fare un gemellaggio può rendere. Se poi lo si abbandona non rende, ma spetta poi agli autori del gemellaggio di creare delle cose, scambi di artisti, scambi di turisti, molta creatività, e l'ambasciata è qui per moltiplicare queste attività. Poco fa osservavamo insieme l'albero genealogico, diciamo, di questo castello che ha visto passare tantissime generazioni, tantissime famiglie.
quasi ha una storia incredibile di gente tanto diversa una dall'altra. Questo ne fa ancora un punto di approdo importante in fatto culturale. Sì, dal punto di vista culturale questo era un posto di incrocio tra le culture germaniche, le culture baltiche, con Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che ha dato un tocco di latinità e di mediterraneità a questo mondo molto diverso dal nostro del Mediterraneo, ma che loro proteggono con grandissima cura. Qui, se uno parla di Tommaso di Lampedusa, parla di una persona eccezionale, però è indicativo. Qui si fa l'Europa, cioè l'Europa è una Macedonia di culture, e l'Europa in teoria dovrebbe essere solidarietà, scambi di esperienze, di amicizia, per fare un'Europa forte nel mondo. Ho notato durante questa bella visita qua come comunque il senso dell'Europa qui sia fortemente marcato, molto più rispetto a quello che sentiamo noi come italiani. Come è possibile? Ma qui l'Europa per loro è la madre, perché erano europei e gli è stata strappata la libertà per 40 anni. L'hanno riconquistata pacificamente, con una lotta impressionante da leggere, perché pensate che c'è stata una catena umana dalla Lituania all'Estonia che chiedeva pacificamente di tornare a essere indipendenti, e loro vedono l'Europa come una madre che li protegge per il futuro, e io credo che sia molto importante, un nuovo sangue per un'Europa che mostra segni di vecchiaia. Come mai in Italia non è così fortemente radicato questo senso dell'Europa? Addirittura molto spesso i cittadini lamentano che l'Europa non funziona bene riguardo all'Italia. Ma noi, se non c'era l'Italia, non c'era l'Europa, bisogna sempre ricordarlo. Siamo paesi fondatori, paesi che ha dato moltissimo all'Europa, siamo paesi contributori dell'Europa. Abbiamo ricevuto e stiamo dando. L'Europa per noi è il futuro, è impossibile andare da soli nel mondo, perderemo ovunque, in Asia, in Africa, in Russia, negli Stati Uniti. L'Europa veramente bisogna ritornare allo spirito dei padri fondatori, bisogna cedere qualcosa in sovranità per essere più forti nel mondo. E nel freddo pungente di un Nord Europa, in una sera in cui i bracieri hanno illuminato il buio del parco circostante, si è svolta la cerimonia che ha sancito la ripresa delle attività del castello. Un'elegante sala con una raffinata tavola ha accolto le autorità che, intervenendo e portando il loro saluto, hanno potuto gustare un'ottima cena a base di pietanze tipiche e ascoltare musiche colte e raffinate dalle voci di un soprano e un tenore. Nel repertorio proposto, grandi omaggi per l'Italia. Meglio nel gorgo profondo, ma sempre con te. Con te. Parliamo d'amore, Mariù. Tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno prego ti scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cor non soffro più,
E adesso il passo successivo è una nuova edizione del Premio Tomasi di Lampedusa che Laura Sanfilippo e il suo staff stanno organizzando e che ancora una volta permetterà a tanti studenti di raggiungere la Sicilia e Palma di Montechiaro nel nome di Tomasi di Lampedusa e di quel gemellaggio, come anticipato il sindaco Castellino, che questa volta verrà siglato prossimamente tra la biblioteca di Palma di Montechiaro e quella di Gulbene. Un obiettivo centrato per Palma di Montechiaro che dopo il successo ottenuto con la scelta operata da Dolce & Gabbana che l'hanno utilizzata come scenario per il proprio annuale evento mostra un'azione amministrativa efficace e concreta per la città del Gattopardo che ne proietta all'estero un'immagine di efficienza e capacità di esprimere contenuti culturali che pongono adesso solide basi per la sua candidatura a capitale della cultura e la Lettonia è stato un importante tassello di questa storia. Arrivederci.